i montatori, cioè, era il mio mestiere, termosifonisti, idraulici, questi si chiamava i montatori. Era gente all'epoca mia che lavorava con la cravatta, sì. Io credevo essere di dottori. E volevo essere servire verida tutti. E arrivava con 3-4 tocchi e tubo tutto il braccio. E pretendeva subito che gli chiamasse i mureri che portassi sulla roba. Stai che a volte perché non c'era mica, non c'era né gru né montacarichi né niente, che c'erano solo i braccetti che noi altri siamo diventati forti per quello, perché avevamo da portare tutta roba e c'erano gli aiutanti. E ora questi montatori, c'erano questi che facevano impianti di termo a ora. E veramente c'era una roba eccezionale. Mi ricordo uno che aveva il nome Eugenio, fra i tanti che ho conosciuto perché ne ho conosciuto tanti e ho imparato da tutti, perché da ognuno imparavo, ognuno insegnava, in una maniera si copiava, perché solo guardando si capiva, perché se gli domandava ma perché? Ma perché? Non ti rispondeva mica e ti diceva solo guarda e tagli. E ora che faceva un buso sul tubo per attaccarsi, faceva il buso, Matteo Scarpeo girava attorno e lo spianava, con la rima si spianava ancora perché non c'era moi elettriche, era tutto a bracci, tutto a mano, metteva su e a squadra, e lo metteva a piombo e lo presentava, lo pontava e via. Questi erano i montatori. Ma che ne c'erano bravi e che c'era anche di qui che non era buoni a fare niente. Questi voglio parlarvi me. Perché quando che c'era finito gli impianti, e te diceva, versi l'acqua che proviamo, carichiamo l'impianto di acqua. E ora ti versivi l'acqua e ti sentivi che girava, c'era! Rispondeva da una parte. E ora metteva tutto, saldava, faceva, ma non gli era buoni di saldare. Gli bruciava il metallo, non gli era buoni di regolare la fiamma. Torna a versa, e mica tornavo a versa. C'era! E ora avanti in Dio, fin notte, sempre, versi e c'era, versi e c'era. E ora arrivava mio papà che c'era il Palundi. E mi ricordo le sue parole. E diceva sempre, versi diventare, ma buoni da lavorare, no.